Iniziamo? Ok. Buonasera a tutti, eccoci per l'appuntamento serale. Anche questa volta noi alterneremo dei brani di musica classica a dei brani inediti e incominceremo con la fuga sempre tratta dalla sonata in sol minore di Bach, di cui prima ho suonato il presto. Fuga in sol minore. Buon ascolto.
E ora, se prima nel pomeriggio avevamo ascoltato l'introduzione e la prima variazione della Rossignana di Giuliani, adesso ascolteremo il secondo e il terzo tema.
Ok. No, stiamo cercando di capire la situazione, ma in realtà tra poco giustamente lasciamo spazio agli omaggi letterari. Adesso con l'ultimo brano vi vogliamo salutare ed è un brano veramente corto, quindi prometto. È sempre tratto dall'album, quindi adesso non mi ripeto, spero che ci siano persone che... c'era qualcuno oggi pomeriggio? Ok, quindi questo brano, per farlo in breve, è il brano in cui finalmente viene esplicitato il nome della nostra protagonista, che era stato accennato in Anche tu, e la protagonista si chiama Magdalene, tra l'altro in omaggio al personaggio di un'altra cantautrice americana che si chiama Melanie Martinez, però insomma questa parentesi la taglio per questioni di tempo. Questa canzone vuole essere un inno alla rinascita, vuole essere un trionfo di colori e forse un'accennata speranza. È in inglese. Oh, you look so happy, sweet little Magdalene, but are you brave enough to tell the story from the beginning? The truth is coming out, and the ones you couldn't see are now the brightest colors to depict who you want to be. 'Cause you, dear, you deserve to leave, but no, then all the pain remains. You must be strong enough to heal and learn from all the tears and the mistakes. You thought that it was daft to live and to perform, to play the role, to be respected, maybe to be loved. Let me be your wife, your kid, your best friend and your student, your enemy, the one who's blamed for the shit inside your heart. Let them kill you, honey pie. Let them torture your soul. Let them misunderstand. You still sing. Cause you, dear, you deserve to leave, but know that all the pain remains. You must be strong enough to heal and learn from all the tears and the mistakes. Oh, you look so happy, sweet little Magdalene, despite the riverbanks, the waters, they flows free. Your youth is gone forever, and the softness that you need is now the daily try to find the warmth that you seek. 'Cause you, dear, you deserve to live. I know that all the pain remains. You must be strong enough to heal and learn from all the tears and the mistakes. Grazie. Per chi volesse ascoltare tutto l'album, appunto si intitola Primo Sistema, è un album che ho scritto io e narra un po' di tutti noi, credo, e quindi ne approfitto per consigliarlo. Grazie. Un ringraziamento ancora al duo Vidale Medinas con Marianna Vidale al violino e canto e Nicolò Medinas alla chitarra, a cura del Conservatorio Canepa di Sassari.
Segue ora l'omaggio a Ada Gobetti, legge Rita Zeri con Diario Partigiano. In sardo avete capito tutti quello che ho detto, vero? Chiaro? «23 giugno. Alla riunione dei gruppi di difesa abbiamo diviso la città in 5 quartieri. Il lavoro d'assistenza ha acquistato ormai dimensioni notevoli e la divisione si imponeva. A ogni quartiere presiederà un gruppo di donne, possibilmente una per partito, che provvederà a distribuire col denaro fornito dal Comitato di Liberazione Nazionale sussidi alle famiglie dei prigionieri politici, dei deportati, dei partigiani. È un lavoro delicato perché bisogna trovare queste famiglie e avvicinarle senza insospettirle e senza crear loro dei guai. È un'attività che richiede qualità di prontezza e di intuizione. Finora le donne a cui per parte mia ho affidato l'incarico hanno funzionato molto bene. Speriamo che con l'ampliarsi del lavoro e quindi con l'aumento degli elementi impiegati il livello non si abbassi. 12 ottobre. Franco Dusi è morto fucilato nel Cavanese. Penso a sua madre, ma penso soprattutto a lui. A lui, come lo vedevo bambino quando andavo a prendere Paolo alle elementari e sorridevo al suo visetto arguto, alla sua aria di ponderata importanza. E ricordo quando venne a dar l'esame d'ammissione al Baldo e sbalordì tutti con la sua conoscenza del sistema alpino. E come lo vidi crescere anno per anno accanto a Paolo. Me li vedevo dinanzi, nello stesso banco, a scuola, e perpetuamente cianciavano e si litigavano. Me li vedevo insieme a casa quando preparavano la licenza e traducevano Sofocle o leggevano Dante, Spinoza e preparavano le voci per il dizionario Bonpiani e si andava insieme in montagna. E sempre provavo, guardandolo così bello e forte e intelligente, un intimo materno compiacimento e per lui, come per Paolo, costruivo i sogni più belli. E quando venne l'ora del pericolo cercai di tenerlo fuori, quasi dominata da un timore presago. Ma Franco entrò lo stesso nella battaglia. Non era uno che potesse starne fuori. E ora è caduto. Pare impossibile, dopo simili colpi, poter continuare a camminare. «17 marzo. È accaduta l'altra notte una cosa terribile. Fingendo d'essere partigiani con documenti falsi, 2 fascisti si sono fatti ospitare da una famiglia d'operai, gli Arduino. Poi a un certo punto li ha fatti uscire di casa e li hanno ammazzati, tutti. Il padre, il figlio, le 2 sorelle, vera e libera, attive organizzatrici dei gruppi di difesa. La moglie del figlio, incinta, si è buttata nella Dora ed è riuscita a salvarsi benché continuassero a spararle contro. Miracolosamente ha raggiunto una casa amica dove è stata ricoverata e curata. Pare sia abbastanza bene e che anche la creatura si salva. Il feroce delitto ha suscitato in tutta la città un'ondata di indignazione. Sono proprio queste mostruosità che fanno sentire l'imminenza della fine, insieme con la conservazione di strati sempre più larghi della popolazione. Stamani doveva esserci il funerale delle 2 sorelle e i gruppi di difesa volevano essere presenti in modo da dare alla cerimonia un tono di sia pur clandestina manifestazione. Avrei voluto andarci, ma me l'hanno proibito. Ci sono andate invece molte altre amiche, alcune delle quali sono state arrestate dalla polizia, che, cosa inaudita, è intervenuta alle porte del cimitero e ha riempito vari camion di ragazzi che facevano parte del corteo funebre. Per miracolo Frida, che ripresa poteva trovarsi in una sua posizione grave, è riuscita a non farsi prendere, attaccandosi al braccio di una vedova che seguiva il feretro del marito e nascondendo con un fazzoletto preso a prestito da un'ignota volenterosa i vestiti capelli biondi. Comunque, vari mazzi di fiori con nastri tricolori e la sigla di Giustizia e Libertà sono stati posati sulle tombe. Quasi tutte le ragazze fermate sono state rilasciate dopo alcune ore a un interrogatorio sommario.
Si ha l'impressione che il furore dei nemici si sfoghi in atti isolati, in iniziative quasi individuali e perciò tanto più efferate, ma che l'organizzazione necessaria per attuare sistematicamente la repressione su questo piano di ferocia si venga intimamente e profondamente sgretolando, anche di questo si sicuri. Mentre più salda, più estesa, più sicura si fa invece l'organizzazione nostra, sollevata e spinta dal respiro di speranza. Domani andrò a Meana per poi proseguire alla ricerca dei Corallo per andare in Francia con le ultime notizie. Ancora grazie a Rita Azzeri. Segue adesso l'incontro con Elvira Serra e Patrizia Sardo Marras con La moda non è un mestiere per cuori solitari. Ce la fai? Hai bisogno di una mano? Eccoci, buonasera a tutti, non vi vedo ma ci siete, ci siete? Ci sono. Allora, sono molto felice di avere qui vicino a me Patrizia Sardo Marras, che ha un suo debutto a Gavoi, perché insomma tu sei venuta in passato con Antonio Marras, che è qui da qualche parte, però insomma non sei venuta per te stessa. E allora invece è arrivato il momento di accendere un faro su Patrizia, perché scopriremo un sacco di cose che io non sapevo e che forse non sapete neanche voi. Intanto perché siamo qua? Perché Patrizia ha esordito come autrice per Bompiani con il libro La moda non è un mestiere per cuori solitari. E uno dice, vabbè, si improvvisa scrittrice. No, Patrizia è tutta la vita che scrive, perché cura lei lo storytelling delle sfilate. Cosa vuol dire? Che ogni sfilata ha un tema, una storia da raccontare, quindi mentre Antonio pensa agli stracci, perché poi lui gli abiti li chiama così, Patrizia pensa alla storia che devono raccontare questi abiti. E quindi insomma questo è un debutto, ma fino a un certo punto. E allora, prima di entrare nel vivo di questo romanzo, però, volevo dirvi proprio come comincia il libro. Il libro parte con una dedica a una persona che abbiamo amato tutti e che è speciale qui per Gavoi. La dedica è per Daniela Zedda, fotografa e amica, che tanto ha insistito perché scrivessi e che tanto manca. Sì, buonasera a tutti, sono molto felice di essere qui a Gavoi e devo ringraziare le ragazze ed Elvira per questo invito, perché penso che sia un grande regalo per me, perché Daniela sarebbe felicissima, sono sicura che è felicissima in questo, perché lei per prima era così affezionata a Gavoi da esserne una persona che faceva parte integrante di questo festival e ha dedicato tanto al punto di veramente essere con me personalmente faceva ogni volta una testa tanto per pensare una storia da raccontare, lei col suo mezzo che era la fotografia in anno in anno. E lei ha insistito tanto, ci teneva tanto che io scrivessi un romanzo, quindi questo mi sembra il posto più bello. Ho dedicato il libro e questa serata senz'altro è dedicata a lei. Allora, Patrizia è molto timida e soprattutto è una che non sa mai cosa mettersi. Ecco, guardatela oggi, ama la semplicità e io vorrei veramente adesso porgere lo sguardo sulle rose fresche che ha nella sua acconciatura, che queste rose gliele ha messe sua sorella Daniela e poi arriveremo a parlare pure di lei. Però non si può parlare di Patrizia senza parlare di Antonio Marras. Antonio Marras è scritto tutto attaccato, quindi non nome e cognome. E Antonio Marras lo conosciamo, è stilista, artista, regista, creativo, è riuscito a declinare veramente la sua urgenza del fare dalla pittura alla scultura. E allora io parto con un grande assioma orribile che continuano a ripeterci, cioè dietro un grande uomo c'è una grande donna. E invece
Lella Costa ha coniato un nuovo modo di dire proprio per Patrizia, e cioè dietro un grande uomo c'è una donna stupefatta, il che non vuol dire che è stupefatta dall'immensa meraviglia di quest'uomo, Antonio non Avercene, ma è stupefatta del fatto che tutti lo considerino un genio, e quindi direi di partire da qui. Ma com'è Antonio Marras? Antonio Marras è indefinibile, non peraltro. Lella Costa, quando ha coniato questo assioma, come tu l'hai definito, devo dire che ha raccontato molto bene la mia sensazione, e cioè come io tuttora dopo 40 anni mi stupisca come riesca ancora a raccogliere tanti consensi. Però è la realtà. E poi io anche gli dico: ma perché sei così simpatico con gli altri e poi con me invece così antipatico? Non me lo merito, tra l'altro. Lui non si merita te, forse. Esatto. Poi ieri, un giorno, in una presentazione, c'era una persona molto carina che diceva, perché tutti sono concordi nel dire che io, come la domanda più ricorrente è quella: ma come fai a sopportare Antonio Marras? Tutte le persone che ci conoscono, e io rispondo: chi vi dice che io lo sopporti, tra l'altro? Oppure ci sono le persone che lavorano con noi, anche a casa per esempio, che collaborano con noi, che dicono tutti che mi vogliono fare santa, chi vuole mettermi un cero in chiesa, chi vuole portarmi a Valverde, che è un santuario vicino ad Alghero, per come fai, anche insomma, vicino a Nuoro c'è la chiesa di Valverde. Esatto, tutti perché appunto sono l'unica che riesce a avere a che fare con Antonio Marras senza, insomma, con stoica sopportazione. Ma perché cosa? Non mi ricordo cosa dovevamo Perché dire. siamo partiti da lui, ma anche perché che dietro un grande uomo c'è una donna stupefatta. Però perché ne stiamo parlando? Perché il libro che hai scritto, questo memoir, è la storia anche un po' del vostro amore, della vostra impresa, di tutto quello che c'è dietro al mondo di Antonio Marras, che è un mondo che non si reggerebbe in piedi senza di te, diciamolo. No, in realtà io non avevo nessuna intenzione di scrivere di Antonio Marras. Io avrei voluto scrivere di viaggi. Infatti il titolo originale era volevo essere la moglie di Bruce Chatwin, invece ho sposato Antonio Marras. Però non voleva scrivere di Antonio Marras. No. Poi in casa editrice hanno detto no, non si può scrivere il titolo con un altro autore può indurre in confusione. Quindi hanno detto no. Poi ho detto, volevo scrivere di viaggi, che è quello che mi sarebbe piaciuto fare nella vita. E poi magari inserire delle fotografie, che è una cosa che faccio e che mi piace fare. E poi grazie alla mia amica Daniela, infatti, avremmo dovuto fare dei corsi con camere oscure eccetera, ma questo era un progetto che avevamo. E poi in realtà avrei voluto scrivere di racconti di famiglia, racconti di storie che mi raccontavano mia mamma, mia zia, così, cose che non c'entravano granché con Antonio Marras. Poi Bianca Pizzorno, che continuava: Patrizia, devi scrivere, insieme a Daniela, devi scrivere, ho detto: ma che cosa scrivo? Non so. E devi scrivere di te, e parlando di me inevitabilmente anche perché è arrivato Antonio Marras state insieme da quando tu avevi 14 e lui 16, quindi insomma sì, e poi non solo stiamo insieme, ma lavoriamo insieme eccetera, esatto. Allora, volevo dire una cosa: questo libro è delizioso perché è scritto veramente con grandissima ironia, però ti fa anche commuovere, poi ti fa anche ridere, insomma Patrizia è molto brava in questo. Infatti per fortuna Daniela Zedda ha insistito, per fortuna Bianca Pizzorno, che ha firmato la prefazione, ha insistito, insomma alla fine questo libro è saltato fuori. A me ha divertito in più punti, però per esempio, e poi vorrei che ci raccontassi tu chi è stato questo incosciente, a un
certo punto una persona, un personaggio che ha avuto a che fare con voi ti ha detto: ma tu Antonio Marras lo devi imbrigliare. A quel punto Antonio Marras ha detto: sì, certo, io sono Furia Cavallo dell'US e lei la mia Amazzone. E invece in realtà tu spieghi bene, ma è impossibile imbrigliare quest'uomo, perché cioè, è una partita persa in partenza. Ma chi è che aveva chiesto questa cosa assurda? No, perché poi io racconto in maniera sorvolo in realtà tutti questi anni che abbiamo trascorso, che sono gli anni che abbiamo dedicato appunto al lavoro, perché anche tutti i viaggi che racconto sono stati tutti viaggi di lavoro, perché con Antonio Marras c'è solo lavoro. Lui odia le vacanze, lui odia un giorno di pace, cioè per pace intendo un giorno che non riguardi il fare, il sacrificio, È iperattivo. Ma dagli il rescue remedy, non so. No, perché lui dice: questo sono io, tu fai quello che vuoi, peccato che se vuoi in qualche maniera stare vicino devi in ogni caso partecipare. Per carità è una scelta, la tua è una scelta, però prendere o lasciare, capito? Che rinnovi quotidianamente, mi pare di capire. È una scelta che rinnovi quotidianamente. Una scelta che rinnovo, sì. Sì, in realtà ultimamente prendo anche delle distanze. No, cosa fai? Cosa faccio? Lo appalto ad altre persone, ma soprattutto faccio anche altre cose. Barca a vela lo scrivono, faccio barca a vela, faccio altre cose con Daniela, con amiche, no, perché comunque è impegnativo. Ma fa tante altre cose ovviamente al di fuori di me. Comunque cosa stiamo dicendo? E adesso stiamo dicendo tante cose tutte infatti, insieme. Perché perdo il filo. Volevo invece partire da una curiosità, Sì. che poi leggendo il libro la troverete anche voi. Quello che... No, fermo, No, dimmi. l'imbrigliamento stiamo parlando. Certo, di Furia Cavallo dell'Ouest. Esatto, no, e dicevo, quindi tutto il libro, a parte le memorie che ricordo di famiglia, della prima parte, mi sembra, vero? Perché non me lo ricordo il libro. Quando invece parlo della vita con Antonio Marras, quindi del nostro lavoro, ci sono parecchie vicissitudini, perché abbiamo fatto parecchi i viaggi della speranza, come chiamo io, no? Da quando abbiamo iniziato il debutto della moda abbiamo praticamente girato tutti, Buzzato, oppure comunque siamo andati in tutte le aziende che esistono in Italia, da quelle più in Italia e fuori dall'Italia, da quelle più prestigiose a quelle più umili, diciamo, anche alcune. Anche una che si chiamava Campacavallo, che non l'ho scritta quella, Positano. Era in tema. A Positano, non l'ho scritta quella. Però perdonami, adesso andiamo avanti, ma volevo un po' raccontare che Antonio Marras non nasce come marchio di moda pronti via, no, tutto parte dal negozio di abbigliamento di Efisio, il papà di Antonio, ed è da lì che poi vi siete mossi per creare qualcosa di più, qualcosa di diverso, e lì sono cominciate le peregrinazioni un po' ovunque per cercare, insomma, un partner, qualcuno che vi supportasse in questo desiderio. Nasce che Antonio ha sempre lavorato in negozio con il padre. Che il padre ha iniziato con un negozio di tessuti, poi trasformato in un negozio di abbigliamento, è stato il primo, un precursore in Sardegna a portare Fiorucci, insomma è stato uno che ha portato la moda, il prêt-à-porter in Sardegna, e poi il pronto moda. Purtroppo il mio suocero muore nel giro di 6 mesi e Antonio si occupa del negozio e io lo aiuto. Un produttore di pronto moda chiede ad Antonio di fare una collezione
perché pensa che appunto il futuro sia nel pret-à-porter, nel programmato, non nel pronto moda, e io gli dico facciamolo così. E poi facciamo la prima alta moda insieme con mia mamma che sapeva cucire. Ma infatti anche questa cosa mi piace tantissimo, cioè che la prima sarta di Antonio Marras sia la mamma di Patrizia, che insomma è una donna straordinaria che tu scrivi nel libro, vestiva me e mia sorella come le figlie del duca di Windsor, quindi sempre elegantissime, perfette, impeccabili, ma poi ho letto anche che tu avevi una Barbie con una collezione di abiti sterminata, quindi tu il pallino forse ce l'avevi già da bambina per le cose belle, per gli abbinamenti, insomma. Forse sì, ce l'avevo, perché io avevo un guardaroba di quella Barbie infinito, sì. E facevo fare tutti gli abiti, però infatti Federica Fracazzi, che è un'attrice, mi diceva io la mia Barbie la facevo recitare, forse è quello, ma non ho mai pensato di fare questo lavoro, che mi interessassero gli abiti, sì, e lo dico che mi hanno salvato e lo racconto, e che fossero fondamentali e che comunque ci accomunassero con Antonio senz'altro, e che fosse una passione condivisa senz'altro, ma insieme a tante altre, insieme al cinema, insieme alla danza, alla letteratura. Infatti tu una volta mi hai detto, più che Sandra e Raimondo, che un po' ci assomigliate, in effetti forse ti riconosci di più in Zelda e Francis Scott Fitzgerald, no? Esatto. Soprattutto per i look. Certo, anche perché tra le altre cose nel libro scrivi che tu hai una collezione di 10.000 abiti, cioè che è una roba che non solo Cenerentola le viene il mal di testa, ma poi pensate anche a Loren Sanchez, che ha appena sposato Jeff Bezos a Venezia con 27 abiti, i 27 abiti cambiati in 72 ore, cioè tu gli hai detto a Lauren spostati. Sì. Fammi spazio. Non sono neanche d'accordo con la scelta che ha fatto, lasciamo perdere. Ci avresti visto meglio un Antonio Marras. E scusami, questi 10.000 abiti dove li tieni? In realtà non sono tutti i miei, perché non li indosso tutti perché non sono tutti in taglia. Per quello, se no. Faccio una selezione, sono nel mio armadio stanza, l'altra sono in un diciamo magazzino, adesso lì c'è un progetto di archiviarli, nel senso che devono essere, io li conosco tutti uno per uno come figli, e so dove sono, come stanno e dove sono messi, a che collezione appartengono, dove li ho comprati, eccetera. E comunque non lo faccio per piacer mio, ma per lavoro. Certo. È un sacrificio. Non è vanità, è per lavoro. E adesso tutti questi però li tieni nell'archivio che un giorno sarà digitalizzato, esatto, proprio dove avete brava. la vostra casa. Esatto, per ora stanno noi adesso da un paio d'anni abbiamo un nuovo assetto societario che ci ha permesso grandi rinnovamenti, perché il gruppo Calzedonia vi ha che ci ha permesso di fare di dare un nuovo corso corso, cioè pensa solo ai negozi. Quanti negozi di Antonio Marras ci sono in tutta Italia? Sì, siamo a 12. Adesso abbiamo appena aperto l'ultimo a Bari, dopo Venezia, dopo Monte Napoleone, Torino, Forte dei Marmi, Roma. Costa Smeralda, adesso a Portocervo, Roma, ha ampliato Alghero e tra un po' anche a New York. New York adesso andiamo ad aprire adesso e facciamo adesso a luglio, metà luglio, e facciamo l'inaugurazione a settembre. Sì, una grandissima opportunità per dare veramente un grande corso importante per l'Antonio Marras brand, è anche uomo, diciamo. E l'uomo Antonio Marras come l'ha presa? Ma lo dico che lui è mai contento, come diceva la mamma, quindi lui sta lavorando
sta lavorando. L'ha presa con grande attivismo, perché oltre a dedicarsi agli stracci, come dice lui, si dedica all'arredamento dei negozi, quindi è ancora più occupato, perché questi negozi hanno un fil rouge ovviamente, però sono delle case, non delle case, sono le sue case, e quindi ogni negozio è nell'essere la sua casa è comunque uno spazio diverso dall'altro, quindi se lo cura come se fosse casa sua, anzi casa sua l'ha un po' abbandonata a me. E quindi arriva disperato, una tragedia. Cosa è successo? Perché c'era il gancetto dello spogliatoio interno che era color ottone, mentre doveva essere color oro scuro del gancetto Ottone interno. oro scuro. Ed era una tragedia infinita. Un perfezionista, l'artista. Un perfezionista, sì. Ma allora chi è che voleva imbrigliarlo? Chi era quel Allora, pazzo? si trattava di un nostro ex socio, la famosa, allora era un grande brand perché era la Le Copain di allora, noi siamo stati a Bologna per 8 anni, in via Larga 31. Stavamo a Bologna, è stato un bel periodo a Bologna. Ed è lì che è nato bellissima. anche Patrizia Sardo Marras. Esatto. Perché ce lo vuoi raccontare? Sì, perché vabbè, io essendo sposata di diritto avrei questo cognome Marras, però io insomma da piccola ho iniziato, era il periodo importante dove ognuno si doveva riappropriare del proprio cognome da signorina. Io insomma dalla parte delle bambine, Oriana Fallaci, insomma era la nostra storia, quindi io andavo fiera del mio cognome, telefonavo, pronto? Sono Patrizia Sardo, posso parlare in reparto con Eleonora Bentivogli? Chi? Patrizia Sardo. Chi parla? Patrizia Marras. D'accordo, le passo subito. Alla fine mi sono rotta, pronto, sono Patrizia Marras, sposo, e quindi ho adottato la facilità, anche chiamando in ristorante, pronto, sono dell'Antonio Marras, posso prenotare un tavolo, tutto più facile. E ho deciso. L'importante è che poi paghi lui il conto, penso. No, lasciamo perdere questo argomento Perché mi sembra che Antonio abbia altro per la testa, insomma, è giusto. Lasciamo perdere questo argomento. L'artista, lasciamolo sognare. Allora, prima di andare avanti, però, volevo fare un piccolo intermezzo legato a Gavoi, perché siamo a Gavoi, per cui insomma bisogna che ci occupiamo di Gavoi, perché parla anche di Gavoi questo libro delizioso. E allora vi leggo un pezzetto. Gavoi è un paese incantato della Barbagia di Ollolai, nel centro della Sardegna. Di nuovo la Sardegna senza mare, la Sardegna interna nascosta. Le alture tutto intorno lo proteggono e il lago, i corsi d'acqua e i boschi lo abbracciano. È un gioiellino chiamato anche la piccola Parigi, forse per il fiume, forse per la bellezza. Ed è per questo che il nostro capocalt era stato intitolato a Gavoi e poi lo abbiamo soprannominato Gavot, ossia Gavot alla francese. Il primo Gavot risale alla notte dei tempi della storia Marras. È uno scialle, una coperta, una giacca, un gilet. È un rettangolo di 138 cm per 103 con 2 buchi ovoidali per le maniche quando ci sono. E allora dici un po' come nasce questo capo iconico della vostra collezione, come me è legato a Gavoi, insomma dov'è questo filo rosso che da Alghero ci porta qua e poi ritorna indietro. Risale proprio ai primi tempi di Bologna, dove noi siamo arrivati. Praticamente è stato la prima collezione di prêt-à-porter molto rocambolesca, perché noi abbiamo fatto le alta moda, la prima collezione con il nome Antonio Marras nel 96 sono state alta moda, che il percorso inverso normalmente a quello che ci fa, perché normalmente invece è un momento d'approdo. Noi invece abbiamo iniziato con l'alta moda perché ci permetteva di poter realizzare dei capi in un atelier.
non avendo tutta la possibilità di avere invece una struttura produttiva. Quindi abbiamo fatto questi campi, abbiamo fatto queste sfilate e poi è iniziato tutto un lavoro per cercare un'azienda che credesse in noi e potesse realizzare invece potesse investire e realizzare e fare una produzione vera e propria per fare un prêt-à-porter. Alla fine siamo riusciti a realizzarlo e ha creduto in noi, praticamente si sono messi insieme una serie di agenti e hanno creduto in noi e abbiamo realizzato la prima collezione. Se non che si innamora di noi, non lo scrivo il nome nel libro perché non mi ricordo se lo scrivo, non mi ricordo più del libro. Comunque si innamora di noi Crizia e ci contatta. La prima collezione nostra era dedicata a Anne-Marie Schwarzenbach, una scrittrice svizzera, viaggiatrice, eroinomane, amica dei figli di Mann, una lesbica, un personaggio molto, molto affascinante, molto bella tra l'altro. Antonio aveva visto una mostra all'istituto svizzero, si era innamorato di questo personaggio, quindi noi nel lookbook mettiamo una fotina di questa scrittrice molto bella che tra l'altro aveva fatto la sua compagna fotografa. Comunque Crizia vede questo catalogo, si innamora, ci chiama, fa di tutto, ci contatta e assolutamente vuole che andiamo a trovarla in Costa Smeralda. Noi, io e Antonio Marras, andiamo in Costa Smeralda nella sua villa bellissima, quella a Portocervo che ha la piscina con la nuotatrice, così, noi due così. Lui vede Antonio Marras e fa: ah, però hai tagliato i capelli, ti vedevo diverso. E lei pensava che fosse la tipa della foto, che aveva i capelli, vabbè, già all'inizio. Comunque, niente, si innamora di Antonio Marras. Nonostante i capelli. Nonostante i capelli. Noi, vabbè, lei era già anzianotta, noi un po' stordita, noi ridiamo, sì, ha tagliato i capelli. Vabbè. Dopo quello partiamo e comunque ci incontriamo poi da lì in via Manin, quartiere a Milano, quartier generale di via Manin. Ma questo mi sa che non l'ho scritto. Ma sì che l'hai scritto! Non mi ricordavo più. Arriviamo al quartier generale via Manin, bellissimo così, con il cuoco che sembrava quello Quickup di Moby Dick, che era arrivato dalle isole. Sai che lei aveva preso queste isole dove non potevano entrare i bambini, aveva fatto troppo ridere. Comunque e lei dice assolutamente voi dovete mollare questi qui, perché devi assolutamente, io voglio che tu faccia la mia linea e io ti faccio la tua linea, assolutamente dovete fare così. Se non che nel frattempo invece ci telefona la segretaria di questo del signor Bandiera, che era a quel tempo le Copen molto importante, e assolutamente che doveva comprare, voleva assolutamente che noi disegnassimo la Le Copen e che doveva assolutamente finanziare l'Antonio Marras con un intermediario questo. E quindi noi ci troviamo. Noi eravamo a cena da Bice con Crizia, l'intermediario fuori che ci chiamava fuori, che diceva non firmate, Crizia che aveva un fazzolettino che diceva firma qua, firma là, noi che avevamo anche rappresentanti col quale avevamo un contratto però con questa cosa, a me che mi viene l'emicrania, perché io soffro di emicrania, e con l'autista di Crizia vado in via Meda 54 dove abitava il mio amico, insomma, e
poi praticamente succede casino, ovviamente, perché facciamo casino, e Crizia la salutiamo, perché non mi ricordo neanche perché cosa era successo nel frattempo, e riusciamo a farci pagare cioè andare con Quello di Le Copain. con le Copain e farci pagare il tanto da vedere. Io non mi dimenticherò mai quel passaggio di quell'assegno che praticamente passa così e va direttamente ai rappresentanti. Mi è capitato anche un'altra volta di vedere questi assegni così, sempre. È il mio... Ma infatti io volevo chiederti, voi siete bravissimi, bravi come Dolce Gabbana, ma perché non siete ricchi come Dolce Gabbana? A parte che non lo so se stiamo bravi come Dolce Gabbana. Sì, dai. Sono bravi come Dolce Gabbana, un po' di incoraggiamento. Dai. Tra l'altro guardate come speciale, cioè vestita dalla testa ai piedi, davvero non ti si può dire niente. Sto cercando cioè... di spostare il tavolino per far vedere i tacchi, che per poco stavo cadendo. Stavo cadendo, ho detto almeno un po' di soddisfazione. Intonatissimi per cosa quella mi è calzettina. No, perché poi Patrizia Sardomar si veste così anche per andare al supermercato. Adesso non è che l'ha fatto per voi, cioè lei proprio ama stare di tutto punto. È vero, questo è vero anche a casa. Per andare dal dentista, per andare... Anche mia zia mi dice: ma cucini così? Cucini così? Sì. Giusto. E quindi insomma, perché non siete ricchi come Dolce Gabbana? Abbiamo un rapporto strano con la finanza, devo dire. Ma invece, visto che stiamo parlando di altri stilisti, abbiamo citato Crizia, ora Dolce Gabbana, così, ma esiste l'amicizia tra gli stilisti? Ci sono stilisti che sono stati molto carini con voi o no? O è impossibile? No, certo che esiste. Sì, stilisti carini non lo so, i Missoni sono sempre stati molto carini con noi, gli Etro sono stati carini, Eva Cavalli e Roberto sono stati carini, chi altri? Altri importanti non ne conosco. Quelli importanti non li conosco. Non fate i brunch tra stilisti? Non frequento brutta gente. Giustamente. E vabbè, però frequenti invece altra gente super speciale. Una, la cito, insomma, i Geppi Cucciari, che non è la vostra testimonial, Geppi è molto di più, è qualcosa di diverso. Come nasce questa amicizia? Veramente Geppi mi ha detto una volta: io non ho una sorella, vuoi essere mia sorella? E io gli ho detto sì, ma solo se fai la sorella maggiore, perché io ho già dato come sorella maggiore. E c'è da dire che Patrizia è un pochino più grande di Geppi, sì. quindi insomma la cosa è divertente per questo, no? C'era bisogno di sottolineare. No, ma è questione di mesi, hai ragione. Cioè. Errore mio. Come dico, c'è quello della Jalapa. No, Geppi ci siamo incontrati in una sfilata. Lei è venuta, era inviata forse di Zelig, mi sembra. No, di cosa? Ah, di Donna Moderna, hai ragione. Antonio Marras che ha parlato. Sì. Quindi c'è. No, ma è strano che tu ti ricordi di qualcosa. No, perché mi meraviglia che è venuta inviata di Donna Moderna e ci ha portato Barbie Barbagia. Barbie Barbagia, no, com'era? Sì, Barbie Barbagia, com'era? Ma se l'è ricordata lei? Io non mi ricordavo, stranamente non mi ricordavo. Perché non era vestita Antonio Marras. E stiamo cercando, lei ha detto: ma dove l'hai messa? Stiamo cercando di ricordarci dove l'abbiamo messa, perché noi io non butto mai niente su un'accumulatrice Strano, seriale. non l'avrei detto. Quei 10.000 abiti. No, io ho abiti, calze, foulard, cappelli, costumi sardi,
calze, non ne parli. Ma poi tu te li ricompri anche gli abiti. Io cioè, mi se ricopro vedi- i miei abiti, gli vado abiti su di Antonio Yux e me li ricompro, sì, certo. E insomma, dicevamo, Geppi viene, ti chiede se ti ricordi la Barbie Barbie Barbaggia e poi da lì siamo sempre ed è stati nato il uniti. sodalizio. Sì. Una cosa che rende molto bene il rapporto che c'è tra di voi, secondo me è successo alla conferenza stampa di Sanremo, non so se vi ricordate, che lei ha specificato, no? Antonio Marras non è, io non sono la sua testimonial, Antonio Marras è famiglia per me, cioè io non faccio questa cosa perché sono pagata, perché poi a Sanremo chi indossa gli abiti, insomma, non è che lo fa gratis, in quel momento sta facendo pubblicità a un marchio. E invece ho detto no, cioè lui è un mio amico, sono qui per, cioè, credo, insomma, è stata molto bella quella dichiarazione di affetto, no? È vero, sì, lei lo dice sempre. Com'era quella battuta Antonio, che diceva io un uomo che due Sì, uomini, negli uno anni che mi ho veste. cambiato idea su da chi farmi spogliare, ma non da chi farmi vestire, era un po' questo Una il cosa del senso, genere, sì. che naturalmente lei l'ha detto molto meglio con le sue parole sempre pungenti. E visto che abbiamo appena citato Sanremo, avete vestito quest'anno insomma anche Cristicchi, e tra l'altro non era la vostra prima volta, perché anche Bianca Azzei l'avete Queste vestita sono voi. sia Cristicchi che Bianca Azzei, sono due personaggi di Antonio Marras. Non Cosa mi vuol dire? riguardano. Ad onore di cronaca, sono sue creature. Quindi non ci parli tu? Cioè No, ci sono personaggi che seguo io, lo dico per ad esempio, onore chi del segui tu? cronaca. Sì, no, sono curiosissima, chi è che segui tu? E chi seguo io? Sharon Stone. Come nasce questa cosa di Sharon Stone, che è la vostra No, testimone? sto scherzando. Sharon ha un rapporto speciale con Antonio, si sentono via Instagram continuamente. Ah, e tu? No, No. io con il modello che era con lei. Ah, ecco. Ma questa Sharon Stone è simpatica? È splendida. Ah, quindi Sul neanche serio. possiamo dire che No, no, è splendida. nessun difetto. È splendida, gentile. La sua preoccupazione quando faceva le cose era se Antonio sei contento. E io E non avrei sapeva voluto cosa dirgli. stava chiedendo. Mission Impossible avrei voluto Ma è dire. contento, dovresti saperlo. No. E Antonio che gli diceva le cose e lei gli diceva it's my job, lei gli diceva, perché lui diceva come fare. E poi E è sei venuta contento? anche, Gli diceva. è venuta anche ad Alghero per fare Sì, la ma è campagna stata- fotografica. l'ha fatta, sì. Si è comportata Adesso bene esce. con tutti, non ha sporcato, non ha buttato la carta per No, terra. è stata splendida, ha ringraziato tutte le guardie, le persone che c'erano lì, le persone delle guardie giurate, tutte le persone, ha fatto il suo sempre col sorriso, sempre splendida, è stata E molto poi tra carina. l'altro io insomma sono tanti anni che vado a vedere le loro sfilate a Milano, che sono sempre una favola che cammina, perché sono tutte una più bella dell'altra, però quest'anno a differenza degli altri anni era blindatissimo, perché dopo, mentre in genere si può andare a salutare Antonio e Patrizia alla fine della sfilata così, questa volta non si poteva, ci voleva il braccialetto come quelli del Pita ai concerti di Bruce Springsteen. Per salire su, no, ci voleva il braccialetto speciale perché c'era Sharon Stone, quindi... Purtroppo queste VIP quando arrivano hanno delle pretese. Ma cosa mangia? Mangia lattuga o mangia... Allora, Il maialetto gliel'avete fatto ho assaggiare? scritto, ho dovuto firmare un non NCA, come? sì, non divulgazione. Sì. Sì, no, sì, su questo ho dovuto firmare anche Ma quando. veramente? Sì, serio. Accidenti. Sì. Vabbè. Però
devo dire che in tempi non sospetti avete avuto altre attrici meravigliose che si sono fidate di voi. vero. Raccontaci un po'. C'è stata Cate Blanchett, che quando abbiamo vestita per una trasmissione è stata splendida, ci hanno dato un bigliettino dicendo sei un genio, che insomma non era dovuto, ecco, perché ha chiesto di poter comprare l'abito, ovviamente gliel'abbiamo regalato. Fanno tutte così? No. Le italiane? No, magari le italiane in genere è capitato che delle italiane anche con degli abiti così neanche ti ringraziano, è successo. No, veramente. Non dirci il nome perché sennò Non ci fa dispiacere. non parlerò neanche sotto tortura. Va bene, ci provo dopo con il mirto. Ma abbiamo parlato di attrici meravigliose, di Geppi Cucciari. Io però volevo fare un passo indietro su tua mamma. Ma quanto l'ha fatta impazzire Antonio Marras? Non ho idea. Con mia mamma c'è sempre stato un amore e odio. Strano, Antonio, com'è possibile? Un amore e odio di mia madre che non puoi immaginare, perché mia mamma ha sempre... che poi l'ha sempre seguito, ma aveva sempre da ridire, ovviamente. Ma quello che ha costretto a fare Antonio Marras a mamma non puoi immaginare. No, me l'immagino benissimo invece. Nel libro c'è scritto tutto. quello che l'ha costretta a fare. Però alla fine era contento del risultato. Contento? No? Bisognerebbe chiederla a lui, però le ha costretta a fare qualsiasi cosa e lei sempre borbottando così, però sempre facendo. Insomma, santa mamma. Sì. Da questo amore non è nata solo un'azienda meravigliosa, un marchio di moda importantissimo, Antonio Marras, ma sono nati anche due figli, Efisio Rocco e Leopardo Liquido, che sarebbe Leonardo. E che lavorano anche con voi, quindi insomma nella famiglia Antonio Marras non si può fare nient'altro che vivere lavorando, mi pare di capire. Ma loro, io non ho mai chiesto né voluto che loro lavorassero con noi. È vero che noi, siccome abbiamo dall'inizio lavorato nello stesso posto dove abbiamo vissuto, mamma e papà hanno sempre vissuto insieme a noi, perché comunque noi abbiamo viaggiato sempre tantissimo e io non volevo che i bambini si svegliassero in un posto diverso da quello che fosse casa loro, quindi alla fine mamma e papà si sono trasferiti a casa nostra. Questo cosa ha portato? Che Leo, per esempio, un giorno, per voler chiarire un po' la situazione di casa, ha chiesto a mia sorella un po', gli ha chiesto: ma ascolta, siccome io mio padre lo chiamo papà e loro ad Antonio lo chiamano babbo, quindi ha chiesto a Daniela: ascolta, ma tu chi sei? Tu sei la sorella di mamma, e quindi chi sei? Sei mia zia, però tu sei tua zia, però sei mio padre chi è? Tuo fratello? No, mio padre è marito di mia madre, mio nonno è il padre di mia madre, e quindi allora mia sorella cerca di spiegare tutto e lui fa: ah, ho capito, e quindi io sono tuo padre. Chiarissimo. Quindi era un po' così. E poi era ossessionato dalle lingue, no? Perché io dicevo: dovete fare inglese per capire, perché avevo... Quindi lui è arrivato, lui mi diceva: ma io 2 lingue le conosco già. E cosa conosci? Conosco l'italiano e il gallurese, perché mia mamma parla sempre gallurese. È una lingua il gallurese. E poi quando è venuta a Milano la prima volta: ma a Milano che lingua si parla? E invece com'è possibile che Efisio a un certo punto abbia detto che suo padre era un finanziere, non era No, lui? Efisio invece ha sempre negato, no? Ha sempre negato. A scuola
quando a scuola, al liceo al liceo gli hanno detto, no, quando hanno fatto tutti, questo col professore di filosofia, gli hanno chiesto, quindi tu chi sei? Marras. Ma Marras, quello di Fertilia, il figlio finanziere? Lui sì, quindi ha fatto che era figlio di finanziere e tutto così, e poi ci andava mia mamma ai colloqui, quindi così, fino a quando un giorno mi presento io in tutù e quindi insomma l'ha svelato. E poi ha passato tutto un anno senza fare chimica, che lo odiava, perché andava a fare consulto psicologia, perché aveva detto che i genitori erano divorziati e lui era depresso. Ma questo quando voi stavate a Parigi o quando... Noi stavamo a Parigi, ma tornavamo sempre, perché Antonio Marra aveva deciso che non potevamo trasferirci a Parigi. E Parigi, quindi ricordiamo Parigi per stava quale sempre motivo a siete casa da andati noi. a Parigi quando Antonio Maras era il direttore creativo di Kenzo. Per 8 anni, sì. Sì, per 8 anni, però le riunioni più importanti le faceva sempre ad Alghero, quindi lui è certo. riuscito a far venire, diciamo, Che bello, sì. Parigi in Sardegna. No, non andava bene Parigi. No, non andava. Era meglio stare ad Alghero, sì. Sì. C'è un po' di amarezza, diciamo, in questo ricordo. Antonio, secondo me devi portare tua moglie a fare una gita romantica a Parigi, ma non di lavoro, proprio vacanza. Allora, sono successe tante cose divertenti, ma ci sono stati anche dei momenti un po' difficili, lo ricordiamo, perché la vita di tutti è anche attraversata da momenti difficili, e il vostro annus horribilis è stato il 2011. Esatto. Cosa è successo quell'anno? 2011 sono successe tante cose. Uno, l'anno che abbiamo interrotto il rapporto con Parigi, ma questo già lo sapevamo perché il contratto terminava. È l'anno che io cado da cavallo e mi rompo femore e bacino. Poi l'anno che mi opero al cuore. E poi cos'altro è successo? Basta. Direi che possono bastare queste tre cose. Sì, no? vero, Cadi da sì. cavallo, finisce la collaborazione con Kenzo e in più e l'intervento sì. al cuore. Cos'altro deve L'intervento succedere? al cuore, che è stato molto successo un'altra cosa in impegnativo. realtà. Sì, ora che mi ci fai pensare. Che quando hai ricevuto quel fax durante Brava, sì. È anche una cosa di lavoro, sì. Che possiamo raccontare un po', no? Sì, però non era quell'anno, lo sai. Mi sono sbagliata io. Stranamente sbaglio sempre gli anni. Non importa. Ne ho raccontato un'altra, lo sai che ho sbagliato di 10 anni. Oggi ho parlato. Sì, a un certo punto. Allora, lo sai che mi chiama una mia amica al quale ho dedicato anche un trafiletto, che ha fatto la stylist, Anastasia Barbieri. Mi ha chiamato oggi per dire che ha letto il libro così, e che è stata da Paolo Roversi, che è questo grandissimo fotografo di fama mondiale, con il quale noi abbiamo, adesso molto grande, però che lavora ancora, che per me è il mio fotografo preferito, con il quale quando siamo stati da Kenzo è stato il primo fotografo che io ho chiesto per fotografare, e infatti lo cito nel libro. E lei mi ha detto che è stato da lui e mi ha detto mandagli il libro perché lo citi, eccetera eccetera, però mi ha detto guarda che hai sbagliato data, quando l'hai fatto con lui hai sbagliato i 10 anni. Vabbè, se l'hai ringiovanito che importa, no? Ma mi ha detto guarda che quando fai la ristampa devi cambiare. Fallo correggere. Va bene. Niente, tu vuoi dire quando? No, Quando c'è stato un momento ci sono stati tantissimi momenti, devo dire che Perché, infatti insomma, il titolo del libro è proprio vuole sottolineare questo fatto, che non è un mestiere, secondo me, perlomeno per la nostra esperienza, non è un mestiere per cuori solitari, proprio perché è un mestiere che è molto difficile da attraversare se si è da soli, non solo perché è un mestiere di bottega, nel senso che va realizzato con l'aiuto e con
supporto di tanti, ma perché è proprio un mestiere che tu devi affrontare con il supporto psicologico proprio di qualcuno che ti sta molto vicino, perché oltre a affrontare la responsabilità di tante persone che lavorano con te, quindi devi comunque hai la responsabilità di chi lavora e quindi anche delle sue famiglie, eccetera. E poi devi avere a che fare con chi scrive su di te, eccetera. E quindi contemporaneamente, continuamente tu ti devi avere una persona che... Io e Antonio Marras abbiamo i bioritmi completamente sfalsati e quindi ci compensiamo, no? Ci bilanciamo in questo. E poi c'è il problema che la moda è business, no? È sentimento. Noi viviamo di sentimento, ma non sempre così, è molto business, no? E quindi con questo bisogna fare i conti. E quindi trovare il giusto compromesso, l'azienda che crede in te, il fatto che devi vendere però devi fare anche le cose nelle quali credere, è tutto molto difficile. Noi per 10 anni, gli ultimi 10 anni sono stati molto molto impegnativi. Per 10 anni, l'ultimo periodo col Covid, con la guerra. La guerra e l'invasione della Russia in Ucraina è stata per voi veramente devastante. Sì. Cioè, nel momento stesso che noi ultimamente ci stavamo autoproducendo quello che vendiamo, prendiamo i soldi dai clienti, lo reinvestiamo e produciamo. Quando sei fermo per 3 stagioni per il Covid, quando il tuo cliente più importante, noi per esempio una realtà infinitesimale, stiamo ai confini dell'impero, e poi un cliente importante come quello per esempio del Libano. Noi avevamo questo cliente importantissimo a Beirut che ci faceva 1 milione l'anno, boom, da quando c'è stata la guerra, sparito, per dire. Quindi noi risentiamo di cose mondiali e poi piano piano cose che si ripercuotono in questa maniera così drastica, fino a quando, ripeto, se non ci fosse stata questa cosa importantissima, non so se saremmo qui. Però a proposito di questa cosa importantissima che vuol dire il gruppo Calzedonia, che in qualche modo insomma entra a far parte della vostra famiglia, per cui a una serie di cose non dovete più pensare, ci pensano loro. Antonio Marras continua ad avere le sue, insomma, a pensare agli stracci, però a esplorare altre forme di creatività, a occuparsi di ceramica, di quadri, di mostre meravigliose, e tu insomma al solito a mettere la tua polvere magica di Pollyanna in tutto quello che lui fa per illuminarlo. Però ecco, volevo anche chiederti com'è nata questa cosa, perché è un po' magica anche il rapporto, il modo in cui lui si è avvicinato a voi, perché uno non ci pensa, ma a volte le mogli sono importanti, o le compagne. In realtà è stato Alghero che ci ha unito. Loro sono innamorati di Alghero, soprattutto la moglie. E parliamo di Sandro Veronesi, non lo scrittore, ma appunto il presidente. Sì, perché loro, la famiglia, cioè lui principalmente, il capo di Calzedonia, Sandro Veronesi, sono molto amanti di Alghero, hanno comprato casa, anzi hanno fatto una grande azienda di vinicola, e la moglie soprattutto ama Alghero. E loro già nel 2016 ci avevano contattato, ed era circa luglio, quindi ci incontriamo tramite un'agenzia che mette in contatto stilisti e produttori, e ci incontriamo nel nostro showroom di Milano. Era luglio, e quindi normalmente queste cose luglio
poi c'è agosto, insomma un periodo un po' strano. Comunque noi facciamo questo bellissimo incontro, molto, molto, molto amichevole, così ci incontriamo, e lui, c'era il suo direttore generale, io, Antonio Marras, e un altro, l'intermediario, e una persona che è la nostra commercialista, e comunque io e lui, insomma, entriamo in simpatia noi due, e lui dà il biglietto da visita a me e dice: comunque noi ci vediamo ad Alghero e poi ci rivediamo a settembre. La mia commercialista: se viene ad Alghero è fatta, figurati Patrizia, è fatta, se viene ad Alghero viene a casa vostra, è fatta, come no. Io ho detto: ma aspettiamo, no? Viene ad Alghero, mi raccomando, partiamo a Alghero. Questo era giugno, io mi dimentico, lei ogni tanto chiamato ti ha io niente, così parto, io niente, passa così, io dimenticata, eccetera. Io parto con mia sorella in vacanza in barca a vela, non è uno yacht, è una barca a vela di 33 piedi. Daniela sta protestando, un attimo, Partiamo. l'orgoglio 80 miglia da casa, quindi eravamo in Corsica a largo. Mi arriva un messaggio: siamo arrivati siamo ad Alghero, Sandro Veronesi. Io faccio: che bello, sei arrivato ad Alghero, Ippi, io sono al largo al mare, così appena ritorno ci sentiamo. Io pensavo fosse Sandro Veronesi, lo scrittore. Perché Sandro, quando viene ad Alghero, è innamorato. Lui da piccolo lo portava il padre a Capocaccia. Quando viene ad Alghero mi chiama sempre: ci vediamo a casa mia. Io non mi ricordavo minimamente che quello si chiamasse Sandro Veronesi. Così un piccolo particolare. Mi aveva dato il biglietto di visita, manco l'avevo visto il nome. E passa. Io mi dimentico, passa così. Passa agosto, arriviamo a settembre, arriviamo alla sfilata. Quella mattina che ha contattato, niente, non si è visto niente. Sentito così, insomma, Maria Antonietta chiama l'intermediario. Non si sono sentiti questi, che caffoni. No, veramente questi sono offesissimi, perché questa è gente di provincia e sono molto permalosi, perché Patrizia è stata molto maleducata. Hanno chiamato e ha detto che no, non è possibile, non si sono fatti sentire. Torna da me: ma guarda, no, non si fa. Insomma, guardo nei messaggi. No. E come hai fatto a ricucire? Niente, io ho fatto finta di niente, non c'è stato niente. 2016, 17, 18, 19, 20, 21, arriviamo al 22, io zitta, non ho detto niente. Quanti anni sono passati? Nel 23, nel 22, è capitato per caso. Non mi ricordo neanche com'è stato l'avvicinamento. Sempre tramite un altro intermediario, non quelli. Anzi, quello lo sai che è ritornato e ha detto: mi dovete qualcosa? No, niente, non ci conosciamo. E io non ho fatto cenno, infatti non l'ho scritto nel libro. No, infatti quello perché non gliel'ho regalato. Qui siamo tra amici. E niente. E loro, la moglie soprattutto, veniva a comprare da noi. Quindi la moglie molto. Diciamo è stata importante. Sì, è stata importantissima, però loro sono delle persone molto discrete, molto low profile, quindi adesso quando ti manda il messaggio ad agosto e ti dice ci vediamo. No, zitta che io sono terrorizzata, mi vogliono togliere il telefono, sono terrorizzata anche perché c'è scritto Marras Veronesi, io non ho capito mai se sono Marras, mio figlio Marras, perché ce ne sono 4 o 5, ogni volta sono terrorizzata. Entra in confusione, sì. Va bene. Allora, io direi che siamo arrivati un po' alla fine di questo incontro. Il libro è delizioso, l'avete anche un po' intuito sentendo Patrizia Sardo Marras. In alcune pagine sembra, non so, la mia famiglia e altri animali, in altri momenti sembra Zia Mame. Non abbiamo parlato di tutti i cani che ha adottato e che insomma fanno parte della collezione di Antonio Marras. Non abbiamo parlato dei viaggi durante i quali insomma pagano ogni volta multe salatissime perché tornano sempre con più peso di quello che è previsto, diciamo, nei bagagli.
Però queste cose le scoprirete leggendolo. E allora io direi di fare un grandissimo applauso a Patrizia Sardo Marras. E di ricordarci che la moda non è un mestiere per cuori solitari, e di ricordarci ancora una volta di Daniela Zedda, che stasera era qui con noi. Esatto. E Patrizia è qua per firmare il libro, per cui insomma sarà ben felice di farvi le sue dediche.